Mercoledì 11 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Lorena Dolci. Con Lorena leggeremo assieme i quotidiani di oggi, prima quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie, la cronaca, sono tante davvero le notizie che arrivano nelle ultime ore. Siamo a Siracusa dove un ufficiale della Guardia Costiera è stato ucciso a colpi di pistola a culmine di una lite. L'autore dell'omicidio si è costituito dopo poche ore, c'è stato un lungo interrogatorio nella notte. Accompagnato dal suo avvocato, si è consegnato ieri sera ai carabinieri, il trentenne che ha sparato ad un 37enne. La vittima è Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della Guardia Costiera. Tutto è accaduto in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, in mezzo al traffico. Erano le 18:30 quando l'uomo è stato colpito da almeno un proiettile che lo avrebbe raggiunto al torace. I colpi d'arma da fuoco hanno destato il panico, con il fuggi-fuggi di auto e moto. Immediato l'arrivo dei soccorsi, con la corsa verso l'ospedale, ma Pellizzeri era già in fin di vita. I medici non hanno potuto fare nulla. Non ci sarebbe nessun legame con la malavita. La vittima, come dice chi lo conosceva, era una persona per bene. Stava per diventare papà per la seconda volta. Ancora da capire il movente che ha spinto l'omicida a sparare. Da capire anche il perché avesse con sé una pistola. I due si sono incontrati casualmente, avevano un appuntamento. Interrogativi a cui sembra non esserci ancora una risposta. Cercheremo di capire qualcosa in più nel corso anche della giornata di oggi, ma intanto altre notizie di cronaca. Un 61enne è stato trovato morto nella propria abitazione di Caltagirone, in provincia di Catania. Ad accorgersi che era stato ucciso sarebbe stato il personale del 118 che è intervenuto sul posto. L'uomo sarebbe stato assassinato con colpi di arma da fuoco. Stanno indagando su quest'altro delitto i carabinieri. E adesso a Catania c'è stato un blitz antidroga nel rione di San Cristoforo, è stata scoperta una drug room protetta anche da un sofisticato sistema di videosorveglianza. Sono state denunciate 4 persone. Un immobile adibito a piazza di spaccio è stato sequestrato dalla polizia in un'operazione antidroga effettuata nel popoloso rione di San Cristoforo a Catania. I controlli effettuati dalle volanti hanno permesso di denunciare 4 soggetti, 3 uomini ed una donna, e di identificare numerosi assuntori di crack presenti all'interno di una drug room realizzata in via Scaldara. L'edificio, oltre ad essere munito di un sofisticato sistema di videosorveglianza, era blindato attraverso più porte in ferro collocate all'ingresso e fornito di botole sul tetto per agevolare la fuga degli spacciatori. Nella prima decade di maggio l'attività di controllo del territorio effettuata dalle volanti ha permesso di denunciare 2 volte uno stesso soggetto che deteneva droga ai fini di spaccio. In quell'occasione gli agenti hanno rinvenuto poche dosi di marijuana e denaro. In realtà, al momento dell'irruzione, buona parte della droga era stata gettata negli scarichi del water. Pochi giorni dopo un altro blitz ha permesso di sequestrare altra droga, cogliendo sul fatto uno degli indagati. Insieme alle dosi recuperate è stato sequestrato del denaro, 2.000 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. E adesso siamo alla riapertura delle indagini anche per l'omicidio del segretario della Democrazia Cristiana avvenuto a Palermo 46 anni fa. La DIA ha acquisito foto e video del luogo dell'agguato. Sentiamo questo servizio. La sera del 9 marzo del 79, Michele Reina, da 3 anni segretario dell'EDC di Palermo, sale in auto con la moglie e una coppia di amici, quando alcuni sicari si avvicinano e gli sparano 3 colpi di calibro 38. Il comando fugge poi su un'auto rubata e l'omicidio viene rivendicato da Prima Linea, uno dei gruppi armati del terrorismo rosso, che poi smentisce. Nell'84 Buscetta si pente e rivela: anche l'onorevole Reina è stato ucciso su mandato di Totò Riina. Per il delitto sono stati condannati i componenti della cupola mafiosa, da Provenzano a Bernardo Brusca. Gli esecutori materiali non sono però mai stati trovati. A distanza di 46 anni da quel delitto, la Procura di Palermo ha riaperto le indagini. La DIA sta acquisendo le foto e i video girati sul luogo dell'agguato. La morte di Reina fu solo l'inizio di una lunga serie di omicidi attribuiti a Cosa Nostra, come quelli di Piersanti Mattarella e del segretario regionale del PC Pio La Torre. Una lunga scia di sangue su cui non è stata fatta ancora piena luce. Michele
Michele Reina fu uno dei principali sostenitori dell'apertura del partito alla sinistra. Non è stato solo un delitto mafioso, questo è ovvio, diceva un anno fa la moglie Marina Pipitone, scampata all'agguato. Mio marito è stato il primo dimenticato tra le vittime della mafia. E adesso vediamo subito i quotidiani, partiamo proprio da questa notizia. Lorena. Sì, l'andiamo su tutti i quotidiani di oggi, l'andiamo a leggere sul quotidiano La Sicilia, che mette in evidenza il collegamento con l'omicidio Mattarella. Nel 90 Falcone aveva ipotizzato infatti convergenze fra i delitti di mafia, ma è veramente una scia di sangue inquietante quella che collega l'omicidio di Piersanti Mattarella, allora presidente della regione, ammazzato nell'80, quello del segretario regionale del PC Pio La Torre, ucciso 2 anni dopo. Uno scia di sangue su cui restano molti punti oscuri, tanto da indurre i PM della DDA del capoluogo, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, a riaprire le indagini. L'abbiamo detto, per l'omicidio di Reina furono processati e condannati in via definitiva i componenti della cupola mafiosa, ma uno dei tanti aspetti che lega i due delitti è che Michele Reina fu eletto segretario provinciale della DC e fu uno dei principali sostenitori dell'apertura del partito, cioè della DC al PC, il Partito Comunista. Il pomeriggio del giorno in cui fu ucciso aveva portato il saluto al congresso regionale del Partito Comunista, illustrando il progetto di collaborazione per il governo della Sicilia, una linea che vedeva assieme Reina, Mattarella e l'allora segretario regionale della DC Rosario Nicoletti. Al centro della nuova indagine ci sono anche i collegamenti che già Giovanni Falcone aveva ipotizzato tra i cosiddetti delitti politici e le possibili convergenze di interessi tra Cosa Nostra ed Eversione Nera, unite dal tentativo di impedire il rinnovamento politico della Sicilia. E allora adesso noi altre notizie, perché i carabinieri del NAS di Ragusa hanno sequestrato cartelle cliniche al Policlinico di Catania nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Siracusa. Secondo quanto si è appreso, avrebbero anche eseguito perquisizioni a carico di medici indagati. Non è ancora noto il motivo del provvedimento emesso dalla procuratrice Sabrina Gambino. E adesso siamo a Catania, servono militari contro i criminali. Il sindaco Trantino ha incontrato il premier Meloni, ha invocato l'intervento dell'esercito, ha presentato anche il dossier Catania con le proposte che verranno esaminate poi dal governo nazionale. Il dossier Catania è ora sul tavolo del premier Meloni, con la missione romana del sindaco Trantino, che ha consegnato una corposa documentazione su sicurezza, decoro ed infrastrutture. Servono militari contro i criminali, ha sottolineato il sindaco, che ai nostri microfoni precisa: sul tema in particolare della sicurezza, una delle risposte che noi potremmo ricevere è attraverso i militari, che siccome potrebbe anche sembrare in controtendenza rispetto a quello che io a volte ho affermato, non mi parlate più di militari, i militari non hanno un potere di intervento, ma certamente, ho compreso, aumentano la percezione di sicurezza dei cittadini. La presenza dell'esercito sulle strade è più che altro un deterrente. Loro non possono esercitare controlli, ma già il fatto stesso che comunque girino per le strade del centro ha una forte efficacia dissuasiva. Più uomini nelle aree a rischio equivalgono a più controlli, ma servono un'azione decisa ed iniziative concrete, specie contro i parcheggiatori abusivi. Abbiamo immaginato la possibilità di revocare o sospendere il reddito di inclusione a chi esercita l'attività di parcheggiatore abusivo. Ho anche proposto un inasprimento delle sanzioni per i parcheggiatori abusivi, che fino adesso sono puniti dal codice della strada con una sanzione amministrativa. Capitolo rifiuti, un'emergenza nell'emergenza che va affrontata cercando di aggirare alcune norme. Io ho chiesto quantomeno il fermo amministrativo, se non addirittura il sequestro dei mezzi che vengono utilizzati per l'abbandono dei rifiuti, anche in questo caso la sospensione del reddito di inclusione, considerando che molti sono coloro i quali non possono pagare, quindi la sanzione non avrebbe alcuna efficacia deterrente. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti civili e responsabili. Allora Lorena, il tema della sicurezza
nella Sì, è città un di tema- Catania, ma in generale nelle città, nelle grandi città. Sì, è un tema importante, ma c'è un'altra faccia rispetto a quella che ci ha appena esposto il sindaco, cioè quello di funzione di deterrenza. E quest'altra faccia l'esplora il quotidiano La Repubblica, perché fa una sorta di sondaggio anche tra gli operatori commerciali e dice, conclude Repubblica, l'esercito a Catania divide, danno d'immagine per la città. È una richiesta, scrive Repubblica, che fa troppo rumore e che non piace a imprenditori e operatori turistici. Per molti è un rischio di immagine che Catania non può permettersi. E allora andiamo a vedere diciamo, le opinioni. Per esempio Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania, è netto: in questo modo l'immagine che diamo non è positiva. L'esercito fa pensare ad una calamità o ad un evento straordinario. Per Agen Catania ha già una sicurezza percepita in crescita. Mi sento più sicuro in metropolitana a Catania che a Milano, dice. Dello stesso avviso Ornella Laneri, presidente della sezione Turismo, Cultura, Eventi di Confindustria. Quanto è accaduto in piazza Mancini Battaglia, riferimento e all'omicidio del pasticcere Santo Re, ha colpito il cuore borghese della città. In questo momento molto favorevole per il turismo bisogna però chiedersi come reagiranno i visitatori, e avverte: se sarà un'azione molto visibile che farà parlare, risulterà dannosa a medio termine e sarà complicato da spiegare ai turisti. Se invece si tratta solo di un supporto potrebbe essere utile, ma la vera battaglia è culturale. Sulla stessa lunghezza d'onda Ignazio Ragusa del SIB, il sindacato dei balneari: non è bella da vedere una città armata, dice. La percezione di sicurezza nelle aree dove si esercita la balneazione a Catania è aumentata perché c'è un eccezionale lavoro del questore che ci ha ascoltato più volte. L'area è libera da parcheggiatori abusivi, anche se questo non è sempre vero, come abbiamo spesso documentato. E adesso ci arriviamo. E aggiunge: sarebbe più utile evitare che le persone che commettono reati ritornino in azione, come spesso avviene. Ma l'ultima voce è quella dell'attore Leo Gullotta, come sapete di origine catanese, anzi dufuttino trentino. Dice: vuole imitare Trump e non è imitando i cattivi esempi che si risolvono queste cose. Evocare l'esercito in città mi ricorda i tempi di Falcone e Borsellino, magari non verrà più voglia di uscire di casa. A te, Angelo. A proposito di sicurezza, un parcheggiatore abusivo è stato, stavolta catanese, è stato arrestato in via Cristoforo Colombo. Chiedeva e pretendeva soldi da un turista ungherese. Brutta avventura per un turista ungherese a Catania, vittima di un posteggiatore abusivo che ha preteso con insistenza il pagamento di 5 euro per l'auto posteggiata nei pressi di via Cristoforo Colombo. Al categorico rifiuto del malcapitato, l'abusivo, un catanese di 40 anni, ha cominciato a inveirgli contro frasi in dialetto, avvertendolo che se non avesse pagato gli avrebbe danneggiato la macchina presa a noleggio. Per essere ancora più chiaro, poi, il catanese ha rincarato la dose. No money? Io rompere la macchina. Mi mando il gesto di mandare in frantumi il finestrino battendo forti colpi sull'auto. Fortunatamente il turista ha notato una moto della polizia e ha cominciato ad alzare le braccia per cercare di richiamare l'attenzione. Il quarantenne catanese è risultato una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, già diverse volte multato e sottoposto all'obbligo di presentazione per diversi reati contro il patrimonio. L'uomo è stato arrestato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di uno smartphone rubato pochi giorni prima da una macchina posteggiata. Torniamo proprio sulla vicenda sicurezza, sul fatto che ci sia una stretta sui parcheggiatori abusivi. Sì, i parcheggiatori abusivi, come vedete, infieriscono anche sui turisti, improvvisando in questo loro inglese: no money, allora io rompere la tua macchina, e questo per farsi capire anche dagli stranieri. E questo è successo, l'abbiamo sentito, nei pressi di via Cristoforo Colombo, con un posteggiatore abusivo che pretendeva con insistenza il pagamento di 5 euro da un turista ungherese, che però non si è piegato e gli ha risposto picche. L'uomo allora si è infuriato, l'ha minacciato, ha detto che gli avrebbe danneggiato l'auto. Il turista ha tentennato, però si è rifiutato ancora una volta di pagare la quota non dovuta per lasciare in sosta l'auto, e per fortuna, appunto, grazie appunto a questi controlli intensificati da parte del questore, il turista ha notato una motovolante della polizia e ha richiamato l'attenzione. I poliziotti hanno sanzionato questo quarantenne che faceva appunto il parcheggiatore abusivo. Tra l'altro era sottoposto all'obbligo
obbligo di presentazione alla polizia per diversi reati contro il patrimonio. Si è appurato che aveva già rubato uno smartphone da un'auto in sosta parcheggiata poco prima. Il proprietario ha manifestato tutta la sua gratitudine alla polizia, almeno la soddisfazione che rispetto a un reato c'è qualcuno che interviene. E adesso voltiamo decisamente pagina perché Taormina diventa, diciamo, il centro del mondo dello spettacolo, del cinema. Il divo di Hollywood Michael Douglas ha aperto il Taormina Film Festival tra omaggi al grande cinema e anche una città che è stata trasformata in un palcoscenico internazionale. When I got the invitation to come back to Taormina, quando sono stato invitato a tornare a Taormina, dopo 21 anni ero molto emozionato, perché era sempre bellissimo. Taormina è magica e la serie White Lotus gli ha dato una spinta enorme. White Lotus didn't hurt either. Una leggenda di Hollywood, attore cult e produttore vincitore di 2 premi Oscar e tra i più grandi protagonisti della scena cinematografica americana. Michael Douglas arriva a Taormina accolto da un muro di telecamere e telefonini, anche lui affascinato dall'immagine della serie White Lotus. Ma lui al momento non pensa a nuovi film e ironizza. No, I don't. Al momento mi sto godendo la pensione. Intanto Taormina gli rende omaggio con un premio all'eccellenza dei traguardi raggiunti e con un incontro che va oltre il cinema. È un dialogo tra un'icona e un luogo iconico per natura, una riflessione sul mestiere dell'attore che Douglas racconta con l'intelligenza e la sobrietà di chi ha attraversato 50 anni di cinema senza mai perdere misura. E il corso di Taormina in questi giorni non sarà solo una passerella, ma un grande teatro a cielo aperto dove tantissime star internazionali si racconteranno. Allora, torniamo ai giornali, ai quotidiani. Lorena. Si respira già aria di grandi eventi, anche con Eva Spampinato a passeggio per il corso di Taormina. Il primo di questi ospiti illustri, l'abbiamo visto, è stato Michael Douglas, e qui lo vediamo in questa foto sulla Gazzetta del Sud in compagnia di Tiziana Rocca, che è appunto la direttrice artistica della 71esima edizione del Film Festival, e con lui ha inaugurato la prima giornata dell'evento. È sicuramente un'icona del cinema di tutto il mondo. L'attore ottantenne, 2 volte premio Oscar, ha ricevuto il Taormina Excellence Achievement Award al Teatro Antico. Ha parlato insomma un po' a 360 gradi, ha parlato anche di politica. Per esempio racconta l'America molto diversa oggi da quella che lui ha interpretato nei suoi film. Le elezioni nel nostro paese, ha detto Michael Douglas, sono state la più grande delusione, riferendosi al governo di Trump, e criticato duramente anche nel corso della masterclass al Palacongressi con gli studenti, in cui ha dichiarato addirittura: mi scuso per il mio paese che ha una grande responsabilità per il caos in cui viviamo. Quando mi trovo con persone di altre nazioni mi scuso sempre con tutti. L'immigrazione è un problema in ogni paese, l'Italia compresa, ha continuato parlando alla stampa, ma il nostro presidente ha creato il dramma per cui tutti gli immigrati sono assassini e stupratori, e una volta eletto ha sfruttato il potere esecutivo sostenendo che gli Stati Uniti erano minacciati così da non dover passare dal Congresso. Così facendo ha reso la California un bersaglio strategico. È uno Stato blu, ovvero democratico, con una vasta presenza di immigrati, e molti dei quali lavorano da decenni, ed è uno Stato che produce il 60% del cibo americano. Non va fiero del governo statunitense, e queste sono le sue dichiarazioni, ma parla con orgoglio dei 2 film di genere erotico che ha girato: Attrazione fatale e Basic Instinct. E a proposito della celebre scena dell'accavallamento delle gambe di Sharon Stone, racconta che il regista aveva fatto un sacco di edizioni, ma essendo olandese aveva difficoltà a trovare un'attrice disposta a mostrare le sue nudità. Era molto agitato, io lo tranquillizzai, poi arrivò la Stone, che è stato fantastico, e tutto è andato alla grande.
Allora, possiamo continuare adesso a leggere, cominciamo dalle prime pagine, non lo so, dei quotidiani regionali? Certo, allora andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Catania, la Sicilia. In taglio alto vediamo la vicenda del Basian, soltanto robot in acqua per il recupero, una decisione dettata dalla tragica morte di un sub che si era immerso per recuperare il relitto. C'è adesso una data ed è il 26 giugno e poi ancora la nuova pista sull'omicidio del segretario del DC Reina, ucciso, lo ricordiamo, nel 79, e l'ipotesi di un link, cioè di un collegamento con Mattarella, e poi l'operazione della DDA, sfuggito al blitz a Messina, latitante vicino ai Cappello, preso tra Francia e Svizzera. E poi un'inchiesta del quotidiano di Sicilia sulle pietre rare della Sicilia, non soltanto dunque in Ucraina, rarità di Sicilia, il titolo di questa foto con richiamo in prima pagina. Quali sono le pietre rare? Celestite, antimonio e manganese sono presenti nelle antiche miniere solfare della nostra isola. Passa da Gela il futuro della mobilità sostenibile. Andiamo a vedere poi la prima pagina del tomo di Palermo del quotidiano La Repubblica, dedicata ai femminicidi, sia all'assunzione per gli orfani, saranno impiegati in regione pure per le donne rimaste sfregiate. Approda oggi in aula all'Ars l'emendamento del governatore Schifani che consente l'assunzione delle donne siciliane sopravvissute alla violenza maschile e rimaste sfregiate in viso, nonché, non dimentichiamolo, degli orfani di femminicidio. E poi alle porte, anzi direi l'estate ormai è nel pieno, Agrigento allagata, salta la rete idrica. Agrigento, ricordiamo, capitale della cultura 2025, tra non pochi intoppi e inconvenienti, un boomerang per l'immagine della città, e questo, secondo albergatori, balneari, commercianti e intellettuali, l'effetto della richiesta del sindaco di Catania Enrico Trantino alla premier Giorgia Meloni per ottenere l'invio dell'esercito nei punti nevralgici della città. Vediamo poi in taglio basso traghetti agli scafi nel caos e l'estate a rischio delle isole minori. La nave perustica ha annullato la corsa perché l'equipaggio aveva sforato l'orario di lavoro, quindi una sorta di rivendicazioni sindacali, mentre a causa del caldo torrido torna l'incubo dei blackout che fa saltare le centraline e di conseguenza interrompe anche l'erogazione dell'acqua. Vediamo adesso la prima pagina del giornale di Sicilia, che dedica invece l'apertura al nuovo contratto per i regionali, una categoria spesso indicata come una sorta di casta, e questa notizia in un certo senso lo conferma. Aumenti in arrivo nel nuovo contratto, anche la settimana corta e smart working. Con il timbro della Giunta apposto ieri è scattato l'operazione rinnovo del contratto dei regionali ed è il terzo in poco più di 2 anni. Con i precedenti sono stati infatti recuperati gli arretrati. Sul piatto ci sono da ieri una cinquantina di milioni, sufficienti a garantire aumenti che vanno mediamente dai 100 ai 150 euro lordi al mese per gli impiegati, sono 200 per i dirigenti, e poi c'è la possibilità, ed è una novità per i dipendenti, di spalmare le 36 ore settimanali su soli 4 giorni, cioè da lunedì a giovedì, quindi una settimana corta come già succede per gli statali. La seconda novità è una sostanziale spinta verso l'aumento dello smart working. E poi, sempre in tema regionali, al via i centri contro il crack, c'è il decreto, l'assessore Faroni annuncia entro giugno aperture a Messina e Catania. Leggo soltanto di velocità invece l'articolo sull'omicidio Reina, perché già l'abbiamo letto, l'ipotesi di una pista unica che lega il delitto del 79 a quello di Mattarella, quindi immaginate, a distanza di 46 anni ancora si cerca la verità. E andiamo a vedere qui nel dettaglio la notizia che vi abbiamo anticipato: il recupero del Basian slitta al 27 giugno, la nuova data è stata indicata dalla società incaricata appunto del recupero, che a questo punto userà droni sottomarini per riportare a galla lo yacht affondato. E qui invece in taglio basso abbiamo la foto d'epoca che mette insieme Michele Reina a sinistra insieme
a Piersanti Mattarella, entrambi vittime di omicidio ancora tutti da capire. 2 uomini politici legati da un percorso di rinnovamento, non si conoscono ancora i nomi dei sicari, la DIA ha acquisito le foto e i video girati sul luogo del delitto. Ci sono alcune novità che a volte a distanza di tempo, come nei cold case, consentono con le nuove tecnologie di risalire agli autori, e c'è in questo caso l'impronta nell'auto dei killer che verrà esaminata. Andiamo poi a vedere appunto la svolta per l'assunzione degli orfani di femminicidio. In aula l'emendamento di Schifani che rende retroattiva la norma per le sopravvissute e i figli delle vittime di violenza. Adesso potranno finalmente essere assunte dalla Regione le donne sopravvissute alla violenza maschile o rimaste sfregiate in viso. La legge è stata approvata dall'Assemblea regionale oltre un anno fa su proposta del deputato Ismaele Lavardera, però è rimasta lettera morta a causa di un'ambiguità di fondo. In assenza di un riferimento esplicito non poteva essere applicata nei casi di violenza avvenuti prima dell'entrata in vigore della norma, dunque retroattivo. L'emendamento di Schifani invece ha superato questo limite. Nell'isola sono almeno 64 i casi, gli stessi che Respiro, un progetto sperimentale finanziato da Fondazione per il Sud, ha cercato uno per sostenerli nel loro percorso, molti dei quali naturalmente sono ancora minorenni ma che nel giro di qualche anno potrebbero avere le carte in regola per essere assunti. Parliamo dunque dei figli delle donne vittime di violenza. Di nuovo a te, Angelo. Grazie Lorena, fra poco torneremo da te, stavolta per la lettura dei quotidiani nazionali. Intanto andiamo a collegarci con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina con noi c'è l'ispettore Giuseppe Gambareri. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Allora, partiamo subito con le segnalazioni della viabilità delle strade ordinarie e autostradali di nostra competenza. Si segnala sulla tangenziale di Catania dei rallentamenti e delle code lungo tutto il tratto, nonché anche sulla 18 DIR, conosciuta anche come Viale Mediterraneo, in direzione Catania, quindi anche lì si segnalano dei rallentamenti. Passando poi sulla 18, sulla Catania-Siracusa, si segnala il tratto tra Avola e Cassibile in direzione nord, quindi Siracusa, aperto, ma persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Ancora sempre sulla 18 Catania-Siracusa si segnala tra lo svincolo di Priolo Valgallo e Priolo Sud Floridia, causa lavori nella giornata odierna, tra le 6 e le 18 vi sarà in atto un cantiere con restringimento di carreggiate e chiusure saltuarie del tratto. In ultimo, dall'11 al 13 di questo mese, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino, si segnala la chiusura al traffico veicolare per tutti i veicoli in transito direzione Gela nel tratto tra Vincoli, Cassibile e Avor, in direzione quindi dall'autostrada Sempa 18 Siracusa. Questo è tutto, chiudo sempre raccomandando la massima prudenza a tutti gli automobilisti, quindi a tutti gli utenti della strada, quindi si raccomanda l'uso della cintura di sicurezza, nonché l'uso del casco protettivo. Grazie e saluti dalla Polizia Stradale. Grazie, una buona giornata all'ispettore Giuseppe Gambareri della Polstrada, compartimento Sicilia orientale. Come ogni mattina attiviamo le nostre telecamere, andiamo anche a vedere il traffico sulla città di Catania. In questo caso siamo in via Vincenzo Giuffrida e, come sottolineato già ieri, con la chiusura dell'anno scolastico anche il traffico cittadino ne trova beneficio e giovamento e traffico piuttosto scorrevole. Dalla circonvallazione andiamo anche a vedere la situazione sulla circonvallazione di Catania, via Lodorico da Pordenone. Qui il traffico è leggermente più rallentato, però
rispetto ad altre mattine osserviamo comunque che si va a rilento, sì, ma comunque si procede in direzione Mister Bianco, in direzione Policlinico, il nodo Gioieni, praticamente al tondo Gioieni, in direzione Perognina. La situazione sembra anche abbastanza scorrevole, lo vedete in alto a destra nei vostri teleschermi. Se dalla regia sono pronti e riescono anche a darmi uno sguardo, vediamo un po' sull'Etna. Questo è quello che ci offre in questo momento la nostra telecamera puntata proprio sul vulcano. Ci sono un po' di nuvole, però mi pare di poter dire che la situazione è relativamente tranquilla e serena. Ci fermiamo adesso per una breve sosta, fra poco torneremo di nuovo con la rassegna stampa insieme a Lorena Dolci per leggere i quotidiani nazionali con i fatti italiani ma anche quelli internazionali. E allora, come promesso, adesso è il momento dei quotidiani, quelli nazionali. Come sempre, dall'altra parte dello studio c'è Lorena Dolci. Sì, diamo subito un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, anche all'interno dei quotidiani, dove campeggiano in particolare due notizie di politica estera, cioè le rivolte USA, il pugno duro di Trump in California, in particolare a Los Angeles, e poi la strage al liceo di Graz in Austria. Andiamo a vedere dunque la prima pagina. Ti do una notizia in più, visto che è battuta dalle agenzie adesso. La situazione diventa complicata anche in Texas, perché il governatore repubblicano ha annunciato l'invio della Guardia Nazionale nello Stato per fronteggiare queste proteste. Quindi diciamo che si allarga. Si sta allargando e difatti leggeremo più avanti che la sindaca di Los Angeles crede che sia appunto una sorta di prova generale. Dunque, prima pagina di Repubblica, rivolte USA, pugno duro di Trump, è pronto a usare i poteri anti-insurrezionali, chiede all'Europa di fermare l'immigrazione, 9.000 finora i deportati a Guantanamo, fra loro anche italiani. E poi qui di spalla Adam e io in Italia con il dolore di Gaza, parla la donna, quella madre a cui hanno ucciso quasi tutti i figli, ne aveva 9, ma dice: non provo odio, mi lascio alle spalle ciò che per me contava, e cioè Gaza. E poi vediamo la prima pagina invece della Stampa, il quotidiano di Torino, che apre appunto con la strage del liceo. Le radici sconosciute del male, poi c'è un'analisi quando le colpe sono degli adulti. E ancora vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, che invece torna sul referendum, quindi in controtendenza con la politica italiana. Tensioni dopo il referendum, dal fisco al fine vita, Meloni dice tasse giù al ceto medio in modo equo, per Giorgetti c'è tempo. E poi troviamo invece di spalla USA, città in rivolta, Trump, i migranti deportati a Guantanamo, e qui vediamo la Statua della Libertà con gli occhi bendati. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio i servizi. Partiamo appunto dalla strage in Austria. In classe mi bullizzavano, racconta questo studente, ex studente, che aveva lasciato la scuola forse proprio a causa di questo disagio, è tornato a scuola e ha fatto una strage. Sono 10 morti, ma ci sono anche tanti feriti. È successo a Graz in Austria, ha sparato 40 colpi, poi si è ucciso. Un padre racconta: mio figlio per salvarsi ha finto di non respirare più. Tra le vittime ci sono 8 ragazze e 2 insegnanti. Nel biglietto lui avrebbe spiegato il motivo della vendetta. Alcuni adolescenti sono riusciti a telefonare a casa alle famiglie dicendo: mamma, sto scappando a nascondermi in giardino. Quindi immaginate il cuore di questi genitori come si sono sentiti. Andiamo a vedere nel dettaglio alcune testimonianze. Ecco qua, è stato come un film dell'orrore, le parole di un'altra testimone. Poi c'è la madre che ha ricevuto questa telefonata dal figlio e si è sentita dire: mamma, devo correre fuori, nascondermi in giardino. Anche sua nipote, studentessa della scuola, ha sentito gli spari provenire da un'altra classe. Vivo dall'altra parte della strada, conosco alcuni bambini che frequentano questa scuola. È stato uno shock enorme, sotto shock è tutta l'Austria, che ha
ha proclamato 3 giorni di lutto e il cancelliere ha definito una tragedia nazionale, la più sanguinosa strage in una scuola che si ricordi qui dal dopoguerra, stragi che invece, come sappiamo, sono diventate sempre più comuni negli Stati Uniti. Ma vediamo chi era questo studente, Arthur, il killer mai diplomato, il suo odio nel biglietto d'addio. Nel paese ci sono 1,5 milioni di pistole e fucili. Arthur avrebbe lasciato una lettera d'addio, racconta un quotidiano. Ha spiegato la strage come un gesto di rabbia in risposta ad azioni di bullismo, anche se non ci sono conferme ufficiali né sulla lettera né sulla motivazione. Vero è che nel caso delle sparatorie nelle scuole, il fenomeno che in USA chiamano school shooting, si tratta spesso di una vendetta contro la scuola come istituzione, dove la scuola rappresenta in miniatura l'intera società contro cui ci si ribella, e questa è l'analisi di uno psichiatra. Di certo Arthur ha usato 2 armi, una pistola e un fucile da caccia regolarmente registrati. In Austria infatti è previsto che a partire dai 18 anni è possibile acquistare senza licenza fucili a carica manuale, mentre per le armi semiautomatiche è necessario il porto d'armi. Questo ragazzo aveva ottenuto comunque un regolare porto d'armi per il quale aveva sostenuto prove di abilità e un test psicoattitudinale, un tema che in queste ore sta riaprendo il dibattito riguardo alla possibilità di possedere un'arma, dibattito che, come ricorderete, divide da anni l'America. E questo è il commento anche qua di una psicologa: quando la prevaricazione è sintomo di prestigio e sollievo dalla rabbia, in sostanza si crea una sorta di circolo infernale da chi è vittima del bullismo, che poi tende a emulare i carnefici per sfuggire alla sofferenza. Andiamo adesso negli Stati Uniti con la situazione di altissima tensione che si sta registrando in California soprattutto, ma diceva Angelo anche in Texas. Migranti deportati, dilaga la rivolta a Guantanamo, anche italiani contro i raid, cortei in tutti gli Stati Uniti. A New York c'è stata un'irruzione nel grattacielo del Tycoon, la famosa appunto Tower Trump, 9.000 stranieri inviati nella base USA. Trump dice è un'invasione, l'Europa li fermi, e questo è quello che ha offerto, diciamo, la scusa per così dire a Trump di reagire. Trump che invece ha messo in atto una grande retata. Ecco qua il titolo della Stampa. Perché cosa è successo? Ha mandato a Los Angeles ben 700 Marine, centinaia di manifestanti arrestati, e questo è successo dopo che erano scesi per strada diciamo dei manifestanti per protestare contro gli agenti federali inviati da Trump. Ma sentiamo il commento della sindaca di Los Angeles che dice: ci sta usando come cavia per militarizzare il paese. Karen Bass accusa Donald, vuole vedere fino a che punto si può spingere nel violare la legge, così semina caos e terrore. Secondo la sindaca sostiene che solo 300 dei 2.000 soldati sono effettivamente impiegati nelle strade, gli altri si stanno girando i pollici in caserma ed è tutta scena. E poi riferisce ancora la sindaca di Los Angeles: tra gli arrestati tanti non sono neanche illegali, e altro che narcos, sono onesti lavoratori e padri di famiglia. Le violenze, non esclude il coprifuoco notturno per il centro della città se diventasse necessario, e queste sono le parole di Ti do un Karen aggiornamento Bass. delle ultime ore proprio su Los Angeles. Il Dipartimento di Polizia ha annunciato che sono stati effettuati decine di arresti, mentre diversi gruppi di manifestanti continuano a radunarsi nella zona designata per il coprifuoco. Questo è quanto riporta la CNN, quindi diciamo che la situazione è in continua evoluzione. È in evoluzione, è sempre più incandescente, è veramente una sorta di braccio di ferro. Ma veniamo all'altro scenario internazionale che tiene tutti col fiato sospeso, è quello del Medio Oriente. Sanzioni ai falchi di Netanyahu, la linea dura del Regno Unito, sposata comunque da altri paesi. Qual è l'accusa? Incitano i coloni alla violenza. Colpiti i ministri dell'ultradestra, per loro divieto di ingresso e asset congelati, misure condivise anche da 4 paesi alleati. Gli Stati Uniti però chiedono di revocarle, e nel frattempo ricordiamo continua il massacro a Gaza, e c'è questa storia che ha colpito il
bombardamento della casa di una coppia di medici, genitori di 9 figli, tutti morti tranne uno, questo ragazzino Alaa adesso è arrivato in Italia per essere curato. Parla la madre che dice: non provo odio per Adam, sogno in Italia una scuola senza bombe. È la pediatra che sotto le bombe ha perso 9 figli e il marito racconta il suo dolore ma anche la speranza per l'unico sopravvissuto. Voglio vivere in un posto bello, racconto, un posto bello è un posto dove non ci sono le bombe, in un posto bello le case non sono rotte e io vado a scuola. Le scuole hanno i banchi, i ragazzi studiano la lezione ma poi vanno a giocare nel cortile e nessuno muore. È la voce di Adam quasi impercettibile, un fruscio, una nenia lontana. Nella stanza dell'ospedale di Khan Yunis sua madre gli ha appena chiesto di raccontare qual è il suo sogno ora che verrà in Italia e il ragazzino sta appunto per arrivare qui per essere curato. E poi l'altro scenario di guerra, quello che ci porta in Ucraina, dove nonostante le promesse e i tentativi di Trump svanisce l'illusione di pace, scrive così La Stampa, sarà un'estate di guerra, Putin prepara la nuova offensiva contando su maggiori risorse militari. Un'ultima notizia che riguarda invece la cronaca italiana, con questo nuovo caso di morte durante interventi estetici, morta dopo la lisuzione in un ambulatorio abusivo, era già stato sequestrato 3 volte, il medico è adesso indagato con anestesista e infermieri, ha precedenti per lesioni. Ricordiamo che in un caso del genere, in un caso di rinoplastica, è morta anche una ragazza siciliana. Grazie Lorena, più avanti torniamo di nuovo ai quotidiani. Adesso ci sono le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti della nostra mattinata. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica con qualche possibile temporale di calore. Il clima inoltre sarà caldo ed estivo. Sulla Sicilia splenderà il sole nella giornata di mercoledì, al più solo qualche velatura in transito, la ventilazione debole con mari calmi o poco mossi. Clima, come dicevo, caldo ed estivo con temperature massime infatti che localmente potranno andare anche al di sopra dei 30 gradi. Anche nel corso della giornata di giovedì splenderà il sole sulla Sicilia, con qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito senza precipitazioni, alta pressione infatti ancora ben salda, venti deboli o regime di brezza lungo le zone costiere e temperature massime che localmente saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia e ringrazio per essere con noi in studio il professore Giuseppe Scandurra. Buongiorno, professore di statistica economica presso il Dipartimento di Studi Aziendali e anche Quantitativi dell'Università Partenope di Napoli. Buongiorno. Allora, buongiorno a lei. La nostra discussione di stamattina riguarda quelli che sono stati, diciamo, gli aspetti fiscali, i tentativi di migliorare la situazione, diciamo, di tutti noi con dei bonus, super bonus, eco bonus, per dare una migliore, diciamo, qualità energetica, mettiamola così, alle abitazioni, alle nostre abitazioni. I tentativi sono stati diversi, abbiamo detto l'eco bonus, abbiamo parlato del super bonus 100%, però un recente studio è stato pubblicato su Energy Research and Social Science ha posto e ha sollevato dei dubbi. Quali sono, professore, questi dubbi? Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Abbiamo insieme ad alcuni colleghi dell'Università di Macerata, i dottori Carfora e Minervini, un po' analizzato l'efficacia di questi incentivi che il governo italiano già dal 1996 ha previsto nelle normative per cercare di migliorare l'efficientamento energetico degli edifici, considerando che
il 40% del consumo energetico nazionale è stimato essere attribuibile direttamente ai consumi degli edifici, per cui nell'ottica di una valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche, ma anche nell'ottica di un inquadramento per le aspettative legate al nuovo piano casa che prevede una riqualificazione degli edifici e l'impossibilità a venderli entro il 2030 per le nuove costruzioni. Parlando delle indicazioni che arrivano dall'Europa. Esatto, indicazioni che arrivano dall'Unione Europea che in qualche modo sono state recepite, anche se con non poche critiche, ovviamente considerato un po' le caratteristiche delle abitazioni che almeno in Italia circa l'80% è ante 1990, quando fu emanato il primo piano casa e quindi un po' la regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici. Quindi nell'ottica di una valutazione di questi incentivi, di queste forme di incentivi, no? Che sono stati vari ecobonus dati con il 60%, il 50%, il 33% in funzione delle tipologie di interventi e poi il super bonus, il 110% come 120 correttamente. miliardi. 120 miliardi che è costato alle finanze pubbliche. E quindi abbiamo voluto vedere, ma è servito questo ecobonus, però in un particolare ambito che ancora non è ben inquadrato nella normativa italiana, non è ben definito da un punto di vista politico, se ne discute molto, però ancora non ha una chiara definizione, che è quello della povertà energetica. Di fatto le difficoltà ad essere in un ambiente confortevole. Allora io qui volevo arrivare perché allora alla fine si è capito che probabilmente l'obiettivo non è stato centrato in maniera completa, diciamo così, perché lei rilevava che c'è questa povertà energetica, cioè chi ha avuto la possibilità di poter usufruire di questi bonus, di questi benefici, non sono tutti gli italiani, non sono tutte le fasce, ci sono delle fasce che sono state comunque penalizzate. Purtroppo sì. Purtroppo sì, ci sono state delle fasce della popolazione che hanno goduto molto meno dei benefici e sono proprio coloro i quali possono essere identificati in quella categoria dei cosiddetti poveri energetici. E perché questo? Perché è capitato secondo lei? Perché è una misura che non ha salvaguardato, non ha visto alle condizioni economiche della famiglia, non ha guardato al reddito, al patrimonio delle famiglie, ma è stata trasversale a tutti i nuclei familiari, quindi di fatto è stata una misura diseguale che si è distribuita in maniera eterogenea tra la popolazione, privilegiando la parte più abbiente. Perché? Perché aveva già i mezzi per anticipare i lavori, perché ha generalmente più conoscenze e che questo quindi permette di migliorare le condizioni del proprio appartamento, della propria abitazione in generale. C'è stato un problema anche di eccessiva burocrazia, perché chiaramente non è facile attivare su piccole cose, magari su elettrodomestici è più semplice, ma quando si fa una ristrutturazione le pratiche burocratiche sono piuttosto complesse. Decisamente sì, c'era l'asseverazione dei costi, c'era l'intervento dell'Enea che doveva certificare le qualità delle ristrutturazioni, quindi c'era un eccessivo carico burocratico che tante volte va, come dire, a braccetto con la necessità di controllare, di monitorare la reale realizzazione degli interventi, però ovviamente tutto questo scongiura una parte della popolazione. Poi nel meridione, a maggior ragione, che è l'area che maggiormente soffre di povertà energetica, no? In Sicilia stimiamo che è intorno al 15% delle famiglie sono colpite da povertà energetica, significa una città grande come Catania, in termini di sono 350.000 famiglie circa che soffrono di povertà energetica. Poi probabilmente c'è pure degli altri aspetti legati alle caratteristiche stesse delle abitazioni, che ovviamente hanno limitato l'efficacia di queste misure. A proposito di queste misure vorrei tornare un attimo sul super bonus, leggo delle note. Dicevamo prima, lo Stato ha stanziato 120 miliardi per l'efficientamento, per ristrutturare le abitazioni, però c'è stato un impatto davvero modesto, perché diciamo che si è avuto tra l'1,7 e il 2,7%, cioè chi ne ha beneficiato veramente effettivamente di questo super bonus, è così,
Oppure i numeri... Il super bonus ha in qualche modo riguardato una platea molto ampia a livello nazionale. Quelle percentuali dell'1,7 e il 2,7% si riferiscono alla quota di persone che hanno migliorato il proprio status, che sono riusciti a transitare da uno stato di povertà energetica ad uno di non povertà energetica. Quindi di fatto... Praticamente nullo o poco più che nullo. La forbice è legata a diversi indicatori proposti per la stima della povertà energetica, ma di fatto è stato un intervento piccolissimo proprio sulla povertà energetica. Scusate, forse l'ho interrotto. Il fatto che la povertà energetica dipenda direttamente dall'efficientamento energetico, dall'efficienza energetica delle abitazioni, di fatto è risultato pure poco utile per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni. Allora, questo è diciamo, il risultato della vostra analisi e della vostra ricerca, ma se noi volessimo diciamo, dare in qualche modo una strada da seguire, un'indicazione, c'è la possibilità di trovare delle soluzioni, non dico a breve termine perché è impossibile fare questo tipo di ragionamento, però uscire da quello che è certamente questo paradosso. La valutazione ex post delle politiche serve proprio a questo, capire quali sono le inefficacie delle politiche stesse e in questo caso sì, si deve uscire, noi diamo alcuni suggerimenti, poi ovviamente saranno, come dire, le autorità politiche a decidere qual è la strada migliore da perseguire. Nel nostro caso la prima considerazione è quella di semplificare, di incrementare l'informazione, ma soprattutto di prevedere delle soglie reddituali e conseguentemente delle soglie di detrazione, quindi più basso il reddito delle persone, reddito equivalente ovviamente, quindi corretto per i nuclei familiari o considerando il nostro ISEE, il ben noto ISEE, e a dare quindi minore il reddito, maggiore il livello delle detrazioni, un po' come si sono adeguati qualche paese europeo negli ultimi tempi, che prevedono forme simili di incentivazione. Un'ultima osservazione rispetto a quello che è diciamo, l'obiettivo 2050 in questo momento sulla decarbonizzazione del patrimonio edilizio. Serve qualcosa perché diciamo, non ci sia un ulteriore diciamo, distacco, come dire, appesantimento di quelle che sono poi le persone che soffrono di povertà energetica? Sì, credo che sia necessario, forse l'avevo già detto, l'80% delle abitazioni è precedente al 1990, quindi sono già abitazioni vecchie, quindi necessitano di grossi interventi di riqualificazione e non tutte le persone, come abbiamo dimostrato, sono in grado di sostenere questi interventi, quindi servirà necessariamente un intervento pubblico sostanzioso probabilmente per cercare di aiutare le famiglie, soprattutto chi è in difficoltà economica, ad adeguare le proprie abitazioni per fare in modo di rispondere correttamente alla regolamentazione europea. Insomma, ci aspetta una vera e propria rivoluzione da questo punto di vista. Serve una rivoluzione? Serve una rivoluzione nel pensiero, nei modi, serve diciamo, servirebbe un approccio totalmente diverso rispetto al nostro modus pensandi attuale. Benissimo. Grazie, grazie per essere stato con noi questa mattina il professore Giuseppe Scandurra, che è professore di statistica economica presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell'Università Partenope di Napoli. Noi ci fermiamo, professore, grazie ancora. Grazie a voi. Una brevissima sosta, parleremo fra poco di altro, come sempre a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo di un fenomeno che un po' tutti conosciamo perché siamo stati in qualche modo tirati dentro a questo vortice. Parliamo di telemarketing. Buongiorno. Buongiorno. Grazie all'avvocato Carmelo Sardella, che è un dirigente dell'ufficio legale del Copecons. E allora, avvocato, è innegabile che sia ormai dilagante il telemarketing, non ci sono più ore del giorno e anche della notte, mi permetto di dire, perché le telefonate arrivano a qualsiasi ora davvero.
fenomeno dilagante, inarrestabile, che tutti non solo conosciamo ma subiamo alle ore più impensabili, e che, bisogna dire, negli ultimi tempi il fenomeno non si è potuto arrestare con il registro delle opposizioni, che è stato un totale fallimento. Ma perché non ha funzionato questo registro delle opposizioni? Non è funzionato per varie ragioni. C'è un problema tecnico probabilmente alla base? Probabilmente perché attraverso il fenomeno cosiddetto dello spoofing i call center esteri riescono a bypassare i controlli, far apparire un numero italiano sia di cellulare che fisso, che in realtà non è, proviene dall'estero, e quindi a volte con un sistema automatico di telefonate gestito da questi call center che non riesce a essere gestito dagli operatori, quindi spesso ci sono anche telefonate mute agli orari più impensabili che disturbano tutti noi, e quindi il Codacons attiva, diciamo, da tempo, negli ultimi tempi ha interessato la Procura di Catania, ma c'è stato da recente anche un procedimento aperto presso la Procura di Roma per molestie, attivato proprio dal nostro Presidente Rienzi. Abbiamo quindi raccolto varie segnalazioni degli utenti indicate alla Polizia Postale affinché si possa in qualche modo rintracciare, perché spesso ci sono anche numerosi tentativi di truffa nelle telefonate che riceviamo attraverso messaggi, attraverso operatori telefonici. Bisogna stare quindi particolarmente attenti quando si richiedono dati personali. Una volta si diceva che la telefonata allungava la vita, adesso ce la complica la vita. Ce la complica perché sono spesso truffaldine, arrivano agli orari più disparati, inopportuni, quando si pranza o in orari serali, quindi bisogna stare attenti e bisogna porre argine. Adesso con il nuovo regolamento dell'Agicom auspichiamo che ci sia un forte freno a questo regolamento, questo nuovo regolamento andrà a sostituire il registro delle opposizioni oppure sarà parallelo? Ma in ogni caso, diciamo, non credo che sia stato abolito, ma è stato totalmente inefficace e bypassato il registro delle opposizioni. Chiunque ha fatto la segnalazione si è reso ben conto che non è servito a nulla, e quindi con questo nuovo sistema nel giro di 3 mesi dovrebbero essere bloccate. Comunque si attribuisce una responsabilità importante agli operatori telefonici italiani di effettuare un filtro, un controllo delle telefonate fisse, quindi che hanno una numerazione fissa, e nel giro di 6 mesi dovrebbe partire anche il blocco, quindi un filtro importante sempre da parte degli operatori per le telefonate mobili che provengono normalmente dall'estero e camuffano il numero, la numerazione, per farla apparire come se fosse una numerazione italiana, e quindi viene bypassato il registro dell'opposizione. Questo diciamo quello che arriva all'origine, quello che si può fare all'origine, ma tutti noi quotidianamente, come possiamo fare per proteggerci da questa invasione? Se esiste un metodo, se si può mettere un argine. Ci sono notizie adesso che sono nuovi, sui telefonini in particolare arriveranno dei programmini, grazie all'intelligenza artificiale, che potrebbero anche in qualche modo facilitare la vita dell'utente, riconoscendo addirittura in origine una chiamata evidentemente di questo tipo. Anche se viene riconosciuta il telefonino, naturalmente arriva, il telefono squilla, è un disturbo, una molestia comunque delle persone, quindi può anche sconfinare in fattispecie di carattere penale. Noi invitiamo infatti anche i cittadini a segnalarli al Codacons, agli indirizzi che abbiamo Possiamo magari fare vedere, chiedo alla regia di compiere una sorta di, non dico miracolo, però insomma un tentativo in questo momento di fare vedere quelli che sono i contatti che si riferiscono sia a una mail sia a un numero di telefono, un indirizzo WhatsApp in cui i cittadini possono segnalare tutte le telefonate moleste che ricevono. Stiamo vedendo per l'appunto. Che devo dire già negli scorsi mesi abbiamo raccolto e indicato anche alla Polizia Postale, insomma, per avviare indagini anche di carattere penale. Questo è quello che può fare il cittadino a valle, quello di segnalare. Auspichiamo che naturalmente il fenomeno sia frenato decisamente a monte con questo nuovo regolamento dell'Agicom, ma se i cittadini continuano a ricevere telefonate, diciamo, l'unica cosa che possiamo fare è quello di cercare di avviare anche dei procedimenti penali. Diversamente il fenomeno allo Stato è in continua crescita. Devo dire, l'Italia insieme alla Spagna, alla Francia, è uno dei paesi più bersagliati da questo fenomeno del telemarketing illegale,
E quindi siccome dentro poi ci finisce tutto, oltre che diciamo, l'atteggiamento molto aggressivo di telemarketing, anche i tentativi di truffa che vengono poi perpetrati in maniera molto diffusa, e quindi è un fenomeno che va assolutamente arginato. E alla fine, facendo una denuncia, si riesce in qualche modo, l'utente finale riesce a proteggersi, non basta mettere questi numeri nella blacklist perché tanto ne arrivano a migliaia, proprio c'è un ricambio continuo senza sosta. Faccio la denuncia, alla fine riesco ad ottenere, non dico un risarcimento, ma quantomeno la possibilità di non essere disturbato almeno da quel call center. Allora, è diciamo, un fenomeno difficile da arginare. Naturalmente è un tentativo che il cittadino può fare con l'aiuto delle associazioni dei consumatori, del Codacons, che è messa a disposizione e che già ha fatto aprire diciamo, un procedimento presso la Procura di Roma, su iniziativa anche del nostro Presidente, ma anche a Catania abbiamo depositato un esposto denuncia negli ultimi giorni. Bisogna denunciare naturalmente perché dietro questo fenomeno poi si può sconfinare anche non soltanto nelle molestie vere e proprie, e quindi c'è anche aggressione da parte di chi telefona, perché chiaramente ovviamente l'operatore del call center ha tutto l'interesse a perfezionare quel contratto, se di contratto si tratta, però dall'altra parte c'è un cittadino che ha bisogno anche e ha diritto a stare un po' sereno, soprattutto in determinate ore. Sì, assolutamente, perché poi il fenomeno è talmente invasivo che il cittadino riceve a volte, numerose volte dalla stessa numerazione o comunque dallo stesso operatore, lo stesso giorno, telefonate della medesima natura, e quindi diciamo, c'è una vera aggressione proprio a quella che è la privacy e la tranquillità personale, familiare, e quindi bisogna denunciare perché ci possono essere condotte che sconfinano nei veri e propri atti persecutori, oltre che diciamo che molestie o truffe. Quindi attraverso un'indagine più approfondita da parte degli operatori di polizia, quindi della magistratura, potrebbe anche essere possibile individuare fenomeni illeciti perseguibili anche penalmente. Sento, io leggo che il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato anche di recente nuovi procedimenti sanzionatori contro queste società che operano in violazione proprio delle norme nel consenso e anche sull'uso illecito dei dati, perché sì, anche questo è un aspetto da mettere in considerazione. Assolutamente, c'è un uso illecito dei dati, una raccolta di dati in modo illecito, perché viene spesso anche richiesto di fornire al cittadino di fornire appunto i suoi dati personali, dati bancari, codici segreti, cosa che non bisogna naturalmente mai fare, dobbiamo sempre ripeterlo, ai numeri sconosciuti non bisogna fornire dati sensibili, dati personali che possono essere utilizzati in maniera illecita, ma le sanzioni nuove previste anche dal nuovo regolamento dell'Agcom sono anche abbastanza importanti, fino a €1.000.000 di sanzione per gli operatori telefonici che avranno l'obbligo nei prossimi mesi di effettuare questo filtro, controllo nelle telefonate provenienti dall'estero, quindi del call center esteri che mascherano il numero telefonico. Quindi ci aspettiamo e auspichiamo che questa sia una soluzione quasi diciamo risolutiva, che ponga un argine deciso a questo fenomeno inarrestabile. Che poi molte volte non si capisce come queste società arrivino ad avere i numeri di telefono cellulari, perché non sono pubblicati da nessuna parte, no? E quindi c'è evidentemente un mercato trasversale, posso dire questo termine, per l'approvvigionamento di questi dati? Esattamente, anche questo è un fenomeno grave e assai diffuso. Quando forniamo spesso anche noi stessi inconsapevolmente, in maniera frettolosa, i nostri dati a operatori di dubbia affidabilità, poi questi vengono venduti, non si sa bene a chi, e l'uso viene fatto
in maniera sconsiderata, spesso illecito, quindi poi ci ritroviamo con finti operatori che ci propongono passaggi di operatori telefonico, di altre società della corrente, via discorrendo, o finti operatori bancari, ma C'è di tutto e di più. C'è diciamo, di tutto e di più. La scena è piuttosto ampia. Va bene, insomma, abbiamo cercato di dare indicazioni e soprattutto abbiamo messo in guardia chi ci sta seguendo, intanto da non fornire, lo ribadiamo ancora una volta, mai assolutamente dati sensibili attraverso il telefono. O richiamare lo stesso numero da cui si riceve la telefonata per verificare l'autenticità del numero proveniente, insomma, del chiamante, perché spesso, ripeto, è mascherato, è alterato e non è quello reale. E allora speriamo e ci auguriamo che questo nuovo regolamento della GCOM in qualche modo riesca ad arginare, non dico ad azzerare, eliminare, perché è complicato, però comunque arginare questa invasione del telemarketing. Lo speriamo tutti. Lo speriamo tutti quanti. Grazie all'avvocato Carmelo Grazie Sardella, a voi, che è dirigente dell'ufficio legale del Codacons. Adesso noi facciamo un'altra breve sosta, restate con noi. Eccoci di nuovo in studio, adesso ci sono altri aggiornamenti. In tempo reale a Catania è in corso una vasta operazione di polizia tra Piazza della Repubblica, stiamo vedendo per l'appunto una foto, e via Sturzo. Sono stati controllati e perquisiti numerosi soggetti che stazionano all'interno delle cosiddette fosse, altre immagini che ci arrivano, e che a volte bivaccano in città non disdegnando l'attività di parcheggiatore abusivo. Ripeto, siamo nella zona tra le vie, cioè tra Piazza della Repubblica e via Sturzo a Catania, un'operazione di polizia, di controllo della polizia. Adesso vediamo invece le pillole di Almanacco, fra poco vedremo anche i suggerimenti di Marco Amato invece per quanto riguarda le stelle. Intanto l'Almanacco. Tra oggi 11 giugno e domani 12 giugno avrà luogo a Torino l'UN Virtual Worlds Day 2025. Si tratta della seconda edizione di un evento globale organizzato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e coorganizzato da numerose agenzie delle Nazioni Unite e che ha come obiettivo l'esplorazione delle tecnologie virtuali. Tra i propositi anche la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'uso di mondi virtuali e la creazione di una piattaforma di collaborazione tra i governi. Oltre 2000 anni fa Euclide diede la prova che esistono infiniti numeri primi, ovvero quei numeri che possono essere divisi solo per uno e per loro stessi. Il più grande numero primo accettato al giorno d'oggi ha oltre 10 milioni di cifre. Per farci un'idea della sua grandezza dobbiamo pensare che un libro contenente la stampa di questo numero avrebbe più di 2000 pagine. Siamo, eccoci, è il momento dell'oroscopo, è il momento di guardare le stelle, ma prima ci concentriamo su una icona, una vera leggenda della musica italiana. Buongiorno Marco Amato, buon caffè a te. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Sì, dicevo prima, ci concentriamo su quello che è veramente un monumento ancora oggi della nostra musica. Do a te l'onore di dare questo nome e questo cognome, perché quando si pensa a lui si pensa a tante cose belle del passato e anche del recente, diciamo, del recente della musica italiana. Ebbene sì, infatti parliamo proprio di Claudio Baglioni, quindi a chiunque viene in mente quella somaglietta fina e tu mi fanno compagnia 40 amiche le mie carte. Baglioni ha fatto sicuramente sognare, ci ha lasciato delle canzoni iconiche, delle frasi iconiche, e proprio per celebrare questo suo lungo percorso carrieristico
esce proprio una riedizione del disco più venduto di sempre, ovvero La vita adesso. Di recente, tra l'altro, Baglioni ha persino dichiarato che non gli piaceva questo pezzo, eppure diventò il più venduto disco di sempre. E meno male Dunque, che non gli piaceva, dico meno male. Meno male che non piaceva. pensa, io non volevo fare l'astrologo nella mia vita, eppure eccomi qua. Allora, 40 tappe per tutta l'Italia, che sono 40 appuntamenti proprio in tour e in concerto, e vanno a regalare quest'ultimo abbraccio dell'artista al pubblico italiano. Per cui un grazie al signor Baglioni per tutti i sogni che ci ha consegnato, e ci godremo questa sua ultima kermesse dal vivo per tutta l'Italia. Ebbene, Baglioni è del segno zodiacale del Toro. Il Toro è il primo segno di terra che ha a che fare con Venere, la natura e il senso dei limiti e del possesso. Più volte durante l'anno, durante la trasmissione, ho detto che il Toro bastava proprio poco per arrivare ad una primavera che gli avrebbe restituito qualcosa di bello dopo 7 anni di Urano che hanno un po' destabilizzato questo segno zodiacale. Quindi i Toro rinascono come il senso della primavera che portano con sé. Per cui questo segno fiorisce e auguriamo appunto a tutti i Toro di fiorire. Oggi però la luna si compie piena in Sagittario, una luna piena di fuoco, che parla di ottimismo e che parla di cose dirette, di sentimenti infinitamente istintivi. Cosa succede allora nello zodiaco? Per Ariete è una luna di trigono, quindi una luna assolutamente veloce, forte, piena di istinto e di concretezza. L'Ariete si riprende la sua vita sentimentale. Toro, seppure la luna oggi vi parla poco perché la distanza in gradi non lo consente, per voi Toro tutti i pianeti giocano a favore in una maniera tale da costruire un futuro sereno. Gemelli, luna piena d'opposizione, per cui quando i luminari sono in opposizione bisogna sempre riflettere su come noi ci poniamo agli altri. Quindi i gemelli dovranno un po' ricalibrare il loro rapporto con gli altri e col partner. Cancro, la luna è la vostra signora, per cui una luna piena che si ottimizza, si rende positiva, proprio perché Giove è nel vostro segno e la luna è in Sagittario, per cui è un rapporto di mutua reciprocità. Il Cancro gode a piene mani di tutta questa luna meravigliosa. Leone, luna di trigono pure per voi, una luna che è un toccasana, e ci voleva per sedare un po' le spigolosità di Marte ancora presente nel vostro segno. Siate un po' meno gelosi, cari Leone. Vergine, luna di quadratura per voi, che è una nota un po' stonata rispetto a un quadro generale che per adesso va bene. Anche la Vergine è un segno in ripresa, però questa luna oggi vi obbligherà ad avere ancora a che fare con dei piccoli limiti che soprattutto al lavoro e con i collaboratori si fanno presenti. Bilancia, per voi è una luna amica comunicativa che vi fa sperare di poter riprendere alcune situazioni in mano, quindi in bocca al lupo. Scorpione, per voi la luna si fa chiara e rende tutto molto lucido, oggettivo e concreto. Sagittario, siete i protagonisti dello zodiaco, per cui questa luna oggi vi rende assolutamente al top. Una luna peraltro che ha un rapporto con Giove, il vostro pianeta che non è in opposizione. I Sagittario finalmente escono da un periodo un pochino abbrutente che li ha limitati, ora siete liberi di espandervi come volete. Capricorno, questa luna è una luna che vi fa un po' pensare a come magari chiarire alcune cose non proprio fluide, e quindi anche affrontare alcuni nemici nascosti oppure alcuni non detti tra voi e il partner. Acquario, una luna amica, perché quando i pianeti sono in Sagittario per l'Acquario si parla di amicalità, di creatività, di istinto. Oggi è una giornata molto mundana in cui potreste essere coinvolti casualmente in qualcosa di veramente divertente. Pesci, la luna per voi è di quadratura, per cui è una luna che vi farà mettere a posto alcune cose, soprattutto a casa, in famiglia, nei luoghi dove lavorate. E detto questo, allora tutta una buonissima luna piena e buongiorno Sicilia.
Grazie Marco, buongiorno anche a te, ci ritroviamo domani mattina come sempre. Adesso facciamo un'altra breve sosta e poi torniamo da Lorena Dolci per le curiosità dei quotidiani.